Sono 12 i detenuti ai quali Francesco lava i piedi, 9 italiani, un brasiliano, un ivoriano e un marocchino, alcuni sono di religione musulmana. Una messa in cena domini particolare oggi per il Papa, il suo quinto giovedì santo dentro una casa circondariale. Nel carcere di Velletri, i cui ospiti per la maggior parte sono stranieri, prima della lavanda dei piedi Francesco si sofferma proprio sull'importanza di essere fratelli. Nell'omelia osserva che Gesù fa un gesto da schiavi, lavare i piedi dei discepoli, lui che aveva tutto il potere nelle mani. Di qui l'invito a vivere da fratelli nel servizio e non nell'ambizione. Il Papa ricorda che a sua volta imita il gesto di Gesù perché il vescovo non è il più importante ma il più servitore. Questa è la regola del servizio, dice, non del dominare o dell'umiliare gli altri. Il più grande deve servire al più piccolo. Il che si sente più grande deve essere servitore. Anche tutti noi dobbiamo essere servitori. È vero che nella vita ci sono dei problemi, litighiamo fra noi, ma questo deve essere una cosa che passa, una cosa passeggera, perché nel cuore nostro deve essere sempre questo amore di servire all'altro, di essere al servizio dell'altro. Che questo gesto che oggi farò sia per tutti noi un gesto che ci aiuti a essere più servitori l'uno dell'altro, più amici, più fratelli nel servizio.